Siamo nel centro storico di Verona, che più centro non si può. Tanti turisti, la Basilica di Sant'Anastasia, la chiesa bellissima di San Giorgetto e, tutti lo sanno, giusto di fronte una dimora storica, uno dei palazzi più belli di questa città e uno dei palazzi che per l'appunto racconta la storia, ma racconta anche la storia di oggi, perché sapete, questo palazzo, Palazzo dell'Aquila, che ospitò i cavalieri di Cangrande della Scala, cavalieri tedeschi, da molto tempo, moltissimo tempo, è una residenza specialissima per ospiti illustri di questa città, cioè l'Hotel Due Torri. Direttore, buongiorno, ci accoglie qui davanti, che onore e che piacere. Dicevo, quante cose da raccontare su questo bellissimo hotel. Assolutamente, è un posto pieno di storia e pieno di aneddoti da raccontare, assolutamente. E gentilmente, se volete entrare, ve li illustrerò. Ma io, guardi, accetto con piacere. Entriamo, direttore? Eccoci dunque all'interno di un simbolo, atmosfera d'altri tempi in questo palazzo che risale al XIV secolo. Fu Enrico Wallner nel 1958 a far rivivere, con ingenti investimenti, il Palazzo dell'Aquila quale albergo di grande prestigio. Segni della storia che fu, testimonianze d'epoca, l'arredamento, le arcate trecentesche nella grande sala, dimora storica il Due Torri di Verona, che ospita i personaggi più illustri che soggiornano in città, così come accadeva nel passato remoto. Partendo da Mozart nel 1770, poi Goethe, Ruskin. Dopo, nel 1700, tutti gli imperatori austriaci e diventò Gran Hotel Imperiale, fra l'altro. E poi successivamente Garibaldi, Napoleone III, e addirittura nella lounge del nostro albergo venne incoronato Luigi XVII dei nobili francesi in esilio. In tempi più recenti, anni 60, i regnanti di Grecia ed Inghilterra, la divina Callas era di casa qui. L'elegante, impeccabile direttore ci mostra anche la rinnovata Sala Casarini, dal nome dello scenografo che negli anni 50 affrescò le pareti con scene circensi. In questa sala ora si tengono incontri, eventi, convegni. Poi andiamo alla scoperta di un gioiello vero. Siamo riusciti a ricavare da questo bellissimo albergo anche una bellissima terrazza panoramica che, se voi volete, mi seguite, vi devo mostrare. Eccoci qua, siamo pronti. Direttore, qui c'è una visuale, una panoramica che, vede, non ho parole. Assolutamente, come potete vedere abbiamo Verona ai nostri piedi a 360 gradi. Da qui possiamo vedere la Torre dei Lamberti, San Zeno, il Duomo. Siamo praticamente all'interno della Basilica di Sant'Anastasia, bellissima. È stata recuperata da 4 anni a questa parte e nei lavori di ristrutturazione che l'Hotel Due Torri col cambio di gestione ha avuto, ingenti lavori di ristrutturazione, è stato recuperato questo spazio che è magnifico per i nostri ospiti, ma soprattutto vuole essere magnifico per tutti i veronesi che volessero venire qui a godersi una Verona che non hanno mai visto, perché da questa altezza Verona raramente si riesce a vedere. Tutti possono entrare al Due Torri, venire qui in terrazza per un pranzo, una cena, ma addirittura abbiamo un bellissimo angolo bar in cui facciamo degli splendidi aperitivi per tutti. Il tempo a nostra disposizione, come si suol dire, è scaduto, ma io non riesco ad andare via da qua. Allora accomodiamoci per prendere qualcosa da bere. Posso? Mi permette? Grazie direttore, lei è veramente gentile.